Martedì 5 marzo 2024, un cordiale saluto a tutti voi carissimi amici radioascoltatori e benvenuti ad un nuovo appuntamento con Edicola Belun, la rassegna stampa di Radio ABM. Un saluto anche a chi ci sta guardando in diretta dalla pagina Facebook di Radio ABM, dal canale YouTube dell'Associazione Bellunesi nel Mondo, dai nostri studi in via Cavour 3 a Belluno. Marco Crepaz vi accompagnerà nella lettura dei quotidiani dedicati alla provincia di Belluno. Diamo subito uno sguardo in questo caso alla prima pagina del Corriere delle Alpi. La notizia in primo piano riguarda gli anziani presenti in provincia di Belluno e coloro che soggiornano nelle case di riposo. RSA e allarme per le rette. Report sulle case di riposo in provincia: mancano letti e calano i minuti di assistenza nei centri diurni. Servono altri 80 posti. Gli anziani bellunesi pagano fino a 110 euro al giorno. I sindacati prevedono nuovi aumenti. Rette destinate ad aumentare, impegnative di residenzialità ormai insufficienti a coprire le esigenze territoriali, carenza di posti letto, riduzione del tempo dedicato all'assistenza degli ospiti, liste di attesa sempre più lunghe. Una ricerca sullo stato di salute delle case di riposo della provincia di Belluno farà crescere la preoccupazione dei sindacati dei pensionati SPI, CGIL, FNP, CISL e WILP-WIL. L'approfondimento di Paola Dallanese a pagina 16. Sanità, vaccini per l'HPV a 3.000 ragazzi, porte aperte fino ai 25 anni. Questa è l'iniziativa dell'USL numero 1 Dolomiti che allarga la platea. L'approfondimento a pagina 20. Fatto di cronaca giudiziaria: alto impatto sui torrenti, bocciate 5 centraline. Troppo impattanti, la Cassazione mette la parola fine a 5 impianti idroelettrici fra Cortina, Voltago e Canale d'Agordo. I giudici hanno dato ragione alla provincia che, applicando la direttiva derivazioni in merito al rilascio delle concessioni, aveva già bocciato le istanze dei proponenti, venendo coinvolte in ricorsi che sono durati anni. L'ultimo grado di giudizio ha un sapore storico. L'approfondimento di Alessia Forzin a pagina 17. Turismo in provincia di Belluno, nuova ondata di stranieri, polacchi e cinesi sulle piste da sci, i cannoni da neve tornano in azione. E la foto di copertina riguarda la storia bellunese: il sergente maggiore di Vallada abbattuto nel 1943 a Pantelleria, l'aereo dell'Asso Agordino dal fondale marino al museo. Il Macchi 202 di Andri che è stato recuperato, come si può vedere da questo scatto per chi si sta guardando da Facebook o YouTube, nello stretto di Sicilia. L'approfondimento a pagina 26. Un richiamo dalla prima pagina anche in merito alle Olimpiadi 2026. Bob, i due partiti a confronto. La pista da bob di Cortina divide e fa discutere. Abbiamo chiesto ai nostri lettori, ovviamente in questo caso del Corriere delle Alpi, di esprimersi argomentando la propria posizione. Sono arrivati centinaia di commenti di ogni sfumatura, compresa tra la necessità di ricostruire la Monti per tenere a Cortina le competizioni olimpiche di bob, skeleton e slittino, costi quel che costi, e l'invito secco ad andare altrove risparmiando alla Conca ulteriori cantieri. L'approfondimento a pagina 11. Addentriamoci quindi in questa edizione del Corriere delle Alpi con le notizie dedicate prettamente alla provincia di Belluno. Siamo a pagina 16, i servizi sociosanitari, le rette sono destinate a salire ancora, allarme dei sindacati sulle case di riposo. I segretari Gentiline di SPI CGIL e Cappellin FP CISL sono preoccupati, mancano 27 letti nell'RSA e 80 nei centri diurni. Con il nuovo sistema sono andati perduti 23 minuti di assistenza a settimana per paziente. E a proposito delle rette, le case di riposo sono strutture fondamentali per la cura e l'assistenza degli anziani che non sono più in grado di badare a loro stessi. La ricerca realizzata da SPI, FNP e WILP Veneti ha monitorato i costi delle rette di 216 centri servizi pubblici e privati sui 286 presenti in regione. Fermo restando che nell'anno in corso è purtroppo pensabile che saranno attuati altri aumenti delle rette, che dipendono soprattutto dai rincari di prodotti alimentari igienici, è evidente che i costi sono spesso proibitivi per molti anziani, dicono Cappellin e Gentiline. Con impegnativa, la retta giornaliera fra le 26 case di riposo bellunesi più bassa è di 44 euro, la più alta è di 61, mentre quella media è di 53 euro. Senza impegnativa si va da 42 a 110,61 euro, con una media di 76 euro, il che significa che una spesa mensile va dai 2.300 ai 3.300 euro. Somme che diventano insostenibili se si pensa che la media dei redditi da pensione privata in provincia è pari a 18.055 euro.
che il 43% dei pensionati ha un assegno mensile sotto i 1.000 euro e che 1.176 anziani hanno l'assegno sociale. Diventa impensabile sostenere questi costi da soli, serve l'aiuto dei parenti e dei figli, ma sempre più i bellunesi sono soli e quindi toccherà ai comuni integrare la somma mancante, evidenziano i due sindacati. Aumentare la quota sanitaria e potenziare i servizi territoriali, i sindacalisti evidenziano la non sostenibilità dei costi dei centri servizi, le impegnative siano commisurate alla gravità delle patologie. Tutto l'approfondimento a firma di Paolo Dallanese vi aspetta a pagina 16. Siamo a pagina 17, impatto insostenibile per i corsi d'acqua, 5 centraline bocciate senza appello. La Cassazione dà ragione alla provincia che aveva detto no agli impianti proposti a Cortina Voltago e Canale d'Agordo. Norma non soggetta a limiti temporali, giusto applicare la direttiva derivazioni. I numeri, 4 pratiche in itinere negli uffici di Palazzo Piloni e ulteriore approfondimento in questo caso dedicato alla provincia di Belluno. Siamo a pagina 18, turismo nel territorio bellunese, tanta neve sulle piste di sci e i cannoni sparano ancora. Gli impiantisti attendono la fine del maltempo per tirare al meglio i tracciati. Un pieno di turisti stranieri, il calo dei tedeschi non ci ha danneggiato. L'ultimo dato statistico diffuso da Dolomiti Superski è un rotondo più 7% nei primi ingressi per quest'inverno rispetto alla stagione 2022-2023, che era stata la più performante. Temevamo il vuoto lasciato dai tedeschi e in parte dagli austriaci, sia per la crisi economica che per quella della neve sulle loro montagne. Invece, afferma Grigoletto, queste assenze sono state largamente compensate con nuovi ospiti da ogni parte del mondo, che magari si fermano un'intera settimana. Una notizia adesso che riguarda invece la nostra web radio, il programma di Radio ABM, i giovani emigranti a destinazione mondo. Radio ABM, la web radio dei bellunesi nel mondo, si arricchisce con un nuovo programma dal titolo Destinazione Mondo, storia della nuova generazione bellunese. Ideatore è Lorenzo Fenti, studente universitario bellunese che ha appena terminato il proprio stage nella sede ABM. La prima puntata andrà in onda questo venerdì alle ore 16 via streaming su Radio ABM e ovviamente sui social di Radio ABM e dell'Associazione Bellunesi nel Mondo. Pagina 19, il caso investito durante l'allenamento, il suo GPS corregge la dinamica. Carriera finita per il triatleta, dopo 4 mesi di malattia, ora vuole i danni. L'automobilista trovato a casa dalla stradale è accusato di avere bevuto. Pochi posti auto liberi, l'USL stiamo valutando, notizia che interessa il parcheggio presente all'ospedale San Martino e ancora dal capoluogo l'infiltrazione di acqua al Museo Fulcis, verifiche specializzate. Siamo a pagina 20, papillomavirus, sottoposti a vaccino 3.042 bellunesi. Hanno aderito l'83% delle ragazze e il 76% dei ragazzi nel 2024, chiamata straordinaria per 2.000 giovani. Siamo a Feltre con pagina 21, in municipio 22 candidati al posto di dirigente dell'urbanistica, il concorso si è chiuso all'indomani dell'incarico al responsabile dei lavori pubblici, il sindaco Fusaro, è una figura strategica, soddisfatti della grande risposta. Sempre dal comune, notizia di spalle, museo archeologico, impianti da completare all'ex casa del custode, spazio per l'allestimento multimediale. E rimaniamo a Feltre, fatto di cronaca, baby gang, i 3 restano sotto custodia, arresti convalidati, confermata la custodia cautelare in carcere per il 19enne e in comunità per i 2 minori. Contestato il pericolo della ripetizione dei reati al centro dell'indagine. Ragazzi contro altri ragazzi, tra integrazione difficile e la crisi dell'educazione. Aldo Bertelli a Villa San Francesco si interroga sulle bande giovanili, servono infiltrati del bene capaci di contagiare positivamente. Notizia da Sovramonte, il comune appoggerà iniziative antiviolenza e ancora soldi prelevati dal conto tesoriera animalista finisce in tribunale per 32.000 euro. Il fatto è avvenuto nel comune di Pedavena. Ancora dal Feltrino, la Mona va noi, appello alla mobilitazione, striscioni per dire no alla diga. Il Comitato per la difesa del torrente sprona a puntare sulle alternative al bacino, Taufer si possono riequilibrare le necessarie sinergie tra montagna e pianura. Serende il Grappa, Rec passa al testimone, gruppo ANA in assemblea e ancora San Gregorio nelle Alpi, qualità dell'aria a San Gregorio sotto la lente dell'ARPAV, 2 mesi di rilevamenti con la centralina mobile. Ancora da Serende il Grappa, Brusa la Veccia a Seren e a Carpene di Pedavena. L'appuntamento in questo caso è alle ore 20:30 di questo giovedì.
Continuiamo con la Valbelluna, pagina 24, la domenica sportiva per una sera parla bellunese, il Lentiai Calcio e l'associazione Filo di Arianna in studio a Milano tra gli ospiti, l'iniziativa per promuovere le sinergie tra gli universi di sport e solidarietà. Antonio Endrighetti, siamo il primo club dilettantistico veneto ad essere stati invitati. Borgo Valbelluna dal 9 al 16 marzo, Brusalaveccia 50 anni, una settimana di eventi, notizia in questo caso che ci porta nella frazione di Trichiana. E sempre da Borgo Valbelluna, in questo caso a Meli, i ragazzi della tecnologia, genitori ed educatori a confronto sulle regole. Lutto invece per quanto riguarda sempre la Valbelluna, l'addio ad Arno Pierobon, re dei tornei con il Piombin, era manutentore in ospedale, domani i funerali. Passiamo a Longarone con pagina 25, servizi sociali, altri 7 anni in gestione all'azienda speciale. Il vice sindaco Aliceria, una scelta vincente che ci ha fatto risparmiare, consentendoci anche di aumentare il volume e la qualità delle prestazioni. Il sindaco Padrin, evitiamo che il settore del sociale possa finire in mano al privato. Ponte nelle Alpi, marciapiedi di Col di Cugnana, lavori approvati e finanziati. E ancora Festival Dego, in cartellone 5 spettacoli, in gara più un fuoricorso. Notizia che in questo caso ci porta al piccolo teatro Piero Bono, siamo sempre nel comune di Ponte nelle Alpi. L'edizione 2024 inizierà il 23 di marzo. A Gordino, tributo al sergente maggiore Andric, restaurato l'aereo su cui fu abbattuto, l'aeronautica militare ha riportato a galla a Pantelleria il Macchi con cui il pilota a Gordino combatteva nel giugno 1949. E vediamo in questo scatto, per chi ci sta guardando da Facebook o YouTube, l'aereo appunto pilotato da Andric ed il suo relitto recuperato a Pantelleria. Il Macchi C-202 in volo, 2 fasi del suo recupero a Pantelleria, e vediamo in questo scatto il sergente maggiore Alvise Andric. Più volte insignito al valore militare, era anche un esperto in arrampicata alpina. Siamo a Cortina, verso i giochi del 2026, pista da bob, da oggi si fa sul serio, operai edili e macchinari in azione. Pizzarotti prepara il cronoprogramma, intanto anche l'ex ministro Costa protesta per i larici tagliati. Siamo a pagina 28, Comelico Superiore, la Casa della Regola pronta a ospitare uffici e negozi, servizi per Padola, in affitto i locali al primo e secondo piano dell'edificio, Pochiesa Vecchiuto, la proposta è aperta a tutti. Speriamo di ricavare anche qualche soldo, visto che quelli dal taglio dei boschi sono destinati a calare negli anni. L'istituzione ha piani anche per il turismo, cartelli di benvenuto alle porte del paese e segnaletica dedicata alla stua. Auronzo, Rifugio Lavaredo fa gola a molti, aggiorni il bando. E sempre da Auronzo, Ritiro Lazio, la che sbotta l'hotel, quale piano B, qui siamo all'emergenza. Dalla rubrica Cultura e Società al Festival Letterario di Primavera, Treviso, giallo dalle pagine del noir all'impegno contro ogni violenza, scrittori e libri ma anche tavole rotonde, focus su femminicidi, tensioni giovanili e linguaggi social. Continuiamo con la rubrica Giorno e Notte, il ritorno di Via in Rosa, teatro e conferenze per parlare delle donne. La rassegna apre con lo spettacolo Le Fuorigioco, l'ultimo incontro con il PM Gallego sul delitto Baldovin. E andiamo avanti con lo sport, pagina 32 del Corriere delle Alpi, Hockey Alps League, Cortina adesso si fa sul serio, stasera gara 1 con il Merano, via ai quarti di finale con gli ampezzani che hanno scelto gli altoatesini, De Bettin, loro giocano a buon ritmo ma noi abbiamo recuperato tutti. E sempre dall'Hockey, Serie B, gara 2 dei quarti, Alleghe carico ad Appiano, Feltre arriva il Varese e i tifosi sono in subbuglio. I mondiali di curling wheelchair, 3 vittorie e 2 sconfitte, l'Italia di Menardi e Ronzani, quinta nel round robin. Calcio di Serie D, De Carli rilancia, Dolomiti seconda, proviamo a prendere la Clodiense capolista. E ancora pallavolo, Bristot, debutto con il Trentino, è la prima volta in Superlega. Domande e risposte, rinvii e recuperi, le società si dividono, un coro sui play-off, devono contare le opinioni delle squadre di promozione, prima e seconda, le nuove date dei campionati attese per domani. Per gli appassionati l'approfondimento vi aspetta a pagina 34. E terminiamo con le previsioni del tempo in Veneto per la giornata di domani, tempo instabile, anche perturbato nelle prime ore, con nuvolosità irregolare, più consistente sulle zone centro-settentrionali e probabili maggiori tratti di sereno verso sud. Precipitazioni, probabilità da alta a medio-alta sulle zone centro-settentrionali per precipitazioni, limite della neve sopra i 1000-1300 metri, localmente più basso nelle valli dolomitiche più chiuse. È davvero tutto per questa edizione di Edicola Belluno. Vi ricordo che torneremo in replica questa sera via streaming alle 20, domani mattina all'1 ora locale italiana. A voi tutti un buon proseguimento di giornata in compagnia come sempre di Radio ABM, la web radio dell'Associazione Bellunesi nel Mondo.